In occasione del trentennale della fondazione di Cantus Planus, Venezia ha avuto l'onore di ospitare per la prima volta questo convegno in Italia, un'edizione ufficiale lunga ben 5 giorni che ha visto la presenza di oltre 120 studiosi provenienti da 26 paesi e da ben 4 continenti. L'impegno della Fondazione Levi nella promozione e nel sostegno delle ricerche sul canto cristiano fa parte della sua storia fin dall'inizio. Si è occupata di canto cristiano dalle sue origini fino alla successiva modificazione e all'evoluzione polifonica. La candidatura dunque a organizzazione locale del convegno per la Fondazione Levi è stata subito accolta con grande favore. Il convegno si è articolato sia con una sessione plenaria all'inizio che ha seguito la cerimonia di apertura che con sessioni parallele e poster sessions. Nel corso di queste sessioni sono state affrontate vari temi e varie metodologie proprio allo studio del canto liturgico medievale. Ad esempio, sessioni specifiche sono state dedicate allo studio dell'Ufficio dei Santi, che è un tema sicuramente caro a Cantus Planus e che è già stato affrontato nel corso delle precedenti edizioni, quale ad esempio quella di Dobogó in Ungheria del 2009 e poi di Vienna nel 2011.
E quindi Cantus Planus ancora una volta è luogo di collaborazione, è luogo per rinsaldare vecchi rapporti e per crearne in questo senso di nuovi. Altre sessioni sono state dedicate invece allo studio dei troppi e delle sequenze, sempre di più viste in un'ottica interdisciplinare. Cantus Planus infatti non è più solo legato a una dimensione prettamente scolastica, come possiamo dire, del materiale, ma si sta sempre di più aprendo anche alle nuove tecnologie, quindi con lo sviluppo di database e di reti di dati che verranno condivise fra i suoi membri. Ecco perché l'utilità di queste poster session, di queste presentazioni, dove i membri hanno anche l'occasione di esporre agli altri colleghi quei progetti che ancora sono in itinere e che troveranno maggiori sviluppi nel corso dei prossimi convegni di Cantus Planus. Cantus Planus itself was formed in 1984, so we're celebrating here in Venice the 30th anniversary of our organization, which was formed with the particular purpose of studying chant in its largest frame. We are the largest and the oldest study group of the International Musicological Society, and this is our first meeting of substantial length here in Italy. We had met previously in Rome at the Congress of the International Musicological Society, but only for one day. So it is, I think, very fitting on this anniversary to come to one of the most important sites in the history of the development of Gregorian chant, not just with respect to the manuscripts that are behind me, but also with respect to the technology of print, which, as we know, has Venice as one of its most important sites. So we again thank the Foundation for its generous support and for the wonderful organization that our colleagues here in Northern Italy, in Venice in particular, have provided for our organization.